uno sciopero come quello appunto fatto il 3 di ottobre, è una dimostrazione di organizzazione, ma anche, mi permetto di dire, di controllo del territorio potente, importante, e fa vedere che appunto non è una minoranza più o meno silenziosa, più o meno che sta a guardare quello che accade, è la gente che scende in strada. La compatta reazione di un intero popolo durante lo sciopero generale delle scorse ore ha dimostrato come la Catalogna sia pronta a diventare uno Stato, secondo il presidente del Consiglio regionale veneto Roberto Ciambetti, nonostante le anacronistiche prese di posizione da parte della monarchia spagnola. Il re in Spagna dovrebbe essere quella figura che da garanzia, da cornice istituzionali dovrebbe contenere tutte le istanze e tutte le richieste, e invece purtroppo il discorso del re ha gettato benzina sul fuoco, sembra quasi appunto fatto apposta per magari rafforzare la monarchia, rafforzare l'attuale governo a Madrid nel resto di Spagna, dando forse già per persa la Catalogna. Spiace, conclude Ciambetti, che di fronte alla lotta di un popolo per la sua libertà, anche dal Veneto siano arrivate dichiarazioni totalmente fuori luogo, come quella dell'assessore Elena Donazzan. Purtroppo io ritengo parole assolutamente inopportune, l'ho detto anche ieri ai mezzi di comunicazione, veder volare i manganelli in un seggio elettorale è una cosa che mai avrei pensato appunto in un paese europeo, sono cose che si vedono nelle repubbliche centrafricane, in qualche luogo lontano e sperduto dell'Asia, non è pensabile, possibile che l'Europa permetta questo.